Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Un botto. E invece diciamola così, cioè tu sei tecnicamente il nostro primo YouTuber. Ok. Cioè io ti vedo così, come influencer del tuo settore. Cioè Sì. da VR che poi mi spieghi. Sì, diciamo che è una cosa un po' ridicola, però sì, la spieghiamo, Perché la ridicola? sbandieriamo. No, perché è una cosa che risale a un bel po' di tempo fa, quando ero più piccolino. Cioè, vi dico che l'acronimo, per quanto io ora stia cercando di cambiarlo, e nessuno sa, quindi oggi spoileriamo. Ok, ci Davide Napolitano proclamiamo. forever and ever in the world, quelle Se cose no- così. In realtà è Davide Valentino Rossi, è proprio una riga. No, insieme. Ma La moto. io non sono un fan di chissà che tipo, quindi è ancora peggio. Aspetta, però, No. perché abbiamo fatto perché tu comunque tratti un argomento molto specifico. Sì, io sono settoriale. Ok. E sono anche purtroppo super nicchia. Cioè, Perché dici purtroppo? Funziona. perché la nicchia è un'arma a doppio taglio, nel senso che se riesci a farti strada nella nicchia diventi padrone del mercato, però allo stesso tempo hai molta meno possibilità rispetto a magari A qualcosa di più generalista. creare un contenuto che faccia ridere o altro che può guardare Perché per chi non lo sapesse, tu insomma tratti di... moto. Ecco. Che poi Motori, diciamo, a però te non moto. fa ridere, a te è informativo. Sì, Principalmente. Io diciamo che sto cercando di specializzarmi proprio in questo, quindi sto Qui- provando a metterla sotto punto di vista proprio del lavoro. Cioè voglio ok, lavorare ok. con le moto, poi sì, il prodotto finale magari è il video, però dietro c'è una formazione pure mia anche a livello no teatrale, che non si può dire teatrale, però magari ho fatto un corso per pronunciare un pochino Cioè- meglio le cose. Ah, ok. Cioè ti sei specializzato veramente. Sto specializzandomi, Ok. però sì. Per renderti un po' questa- più credibile e serio davanti alla camera. Sì, perché vabbè, la persona è importante. Certo, e quindi la cosa più importante quando stai in questo caso su Soprattutto YouTube, se sui sei, social. esatto, su internet sei... Sì. Devi curare te stesso. Sei la il tua tuo persona. biglietto da visita, quindi Esattamente, giusto, ci sta. esattamente. No, ma io la domanda che ti ho sempre voluto fare al di fuori del podcast, pure quando ci siamo conosciuti, ma due. Vai. Uno, quante moto hai? Una. Cioè, no, perché- ti spiego. La seconda è: io vedo tutti i video che fai, vi presento la mia moto, però ce ne sono 50 se vi presento la mia moto. Vi presento le mie 50 motociclette. Allora, facciamo e non quindi sono una moto per sceme. volta. Ne ha una alla volta, Non praticamente. sono moto sceme, cioè sono moto, io non ci capisco niente. Cioè, tu oggi stai qui per cazzeggiare di moto, Sì, perché ma- veramente per capire, per noi, per No, capirne. sì, per me serve una divulgazione, pure io. No, ma è Le due meglio ruote per sono me, un perché a me altro piace mondo. praticamente più parlare in maniera molto generica senza entrare nei dettagli, perché poi Ok. si scena che Non li Anche capisco se veramente. dovessimo parlare, capito, della differenza del motore di quella moto piuttosto che quella No, dell'altra. io e Giovanni siamo d'accordo sul fatto che meno di 4 ruote non siamo a nostro Sì, agio. io sì. Il minimo Il su cui guidare. sono pronto è 4. Il minimo. Già 3 mi trovo in difficoltà. Sì. 4. però non sei minimamente affascinato magari dalla Allora, moto. io sono terribilmente affascinato da un tipo di moto. Che è quella, per intenderci, alla Sons of Anarchy, cioè da biker. shopperone. L'Harley. Quella Ok. lì che è troppo sei bella. un, Esatto. diciamo un mancato arleista. Sì, ma molto mancato, perché poi in realtà la mia esperienza con le due ruote si ferma alla bici senza rotelle, Vabbè, praticamente, per intenderci. È una cosa molto comune, anche se magari tu la stai buttando così tu ride, però è Ok, anche comunissimo. perché se vogliamo c'è gente che va ancora con le rotelle, per Certo, cui sì, certo. mi reputo già un passo oltre, capito, Oltre quelli loro. che... E invece le tue 50 moto, quindi? No, vabbè, sono io ovviamente ogni moto che ho cerco di sfruttarla dal punto di vista dei contenuti, quindi mi capitano dei periodi come magari questo, ho comprato una moto a novembre, a maggio l'ho venduta e ne ho comprato un'altra, e quindi tu magari vedi che ho un'altra nuova moto, ma in realtà la moto in garage È quella, è sempre è quella. una, purtroppo non ho la possibilità di mantenere di Ok. più. Le cambi come cambiamo le mutande noi? Sì, Dipende, beh, tu cambi una mutanda a novembre e un'altra a maggio, cioè se lo fai è un fatto tuo, Lasciamo è un stare. fatto tuo, è un Lasciamo fatto stare, tuo. lasciamo Vabbè, Ok. sì, però come frequenza magari negli ultimi anni si sono stato un po' troppo ok. indeciso. Però è una figata, anche se io sono uno di quei, capito, inguaribili romantici, cioè se io avessi la mia moto, sì. è la mia moto, Ma cioè, io- capito? Da io- qui ai io- prossimi 15 anni te la 3.6, ci metti, sai, non dico la modifichi perché dovresti saperlo fare, io non sarebbe cosa mia, però capito, curartela, aggraziartela, eccetera, eccetera. Sì, Invece cambiarla una dopo l'altra, non so, non hai mai quella cosa di dire è la mia moto.
Allora, diciamo che io, proprio per rendere le mie moto, le personalizzo tutte, proprio dalla ruota anteriore alla ruota posteriore. Solitamente le mie moto sono sempre riconoscibili. Ok. Ma questo per un gusto mio personale, tralasciando YouTube, tralasciando i social, eccetera. Mi piace personalizzarla appunto e distinguermi dalla massa, anche se magari spesso e volentieri ho moto di massa, cioè moto Certo. che hanno tutti. Tipo? Tipo l'MT-07, se qualcuno ha quella che volevi pure tu, Fai vedere, eccola là. Veramente? Sì. No, la cerco, non so di cosa stai parlando. Che cos'è? Kawasaki, No, è Yamaha? una Yamaha. O Yamaha, io questo... Come si dice? Nessuno lo sa. Entrambi i modi, diciamo. Ah, questa è la classica moto naked. Esatto. Faccio fammi vedere, paura. fammi Naked, vedere. esatto. Beh, allora le moto naked sono queste, cioè quelle che Il praticamente... missile reggipalle, per citare, senso il missile? Che cos'è un Vin missile Diesel reggipalle? di Fast and Furious. Ah, ok, sì, Questo così. è un missile reggipalle praticamente. Ok. Io però non l'ho colta, me la devi spiegare. No, Vin Diesel mi ricordo in quale no, dei dico, tanti Fast and Furious. che significa? Praticamente ha la forma di un missile, corre come una stronza Ah, Sai che e ci brutta appoggia figura le se non palle. è una sua citazione. No, non è una sua citazione, sono abbastanza sicuro. Cioè, le naked sono queste così un po' più appunto spoglie. Sì. E invece quella sportiva che tutti vogliono, che vedono sul a Maranello. È la carenata, diciamo, in gergo Carenata. chiamata così. Sì, Ok. perché la io la naked... chiamo sportiva. No, La famosa si chiama sportiva. Si chiama sportiva, Ok. super sportiva, super bike, la possiamo chiamare in vari modi. Superbike, ok. E la naked è una sportiva scarenata, però resa fruibile, diciamo, nell'utilizzo di tutti i Su giorni. strada, quindi. Perché giustamente tu in città con una moto sportiva, quindi una moto in cui sei inarcato, cioè sei un po' più scomodo. Chiaro, mentre anche perché voglio dire, noi siamo a Napoli, non oso immaginare noi sui qua fossi di siamo Napoli. Rovinati, certo. siamo proprio rovinati. E abbiamo già imparato qualcosa. Esatto, Naked naked e carenata. e carenata. Bene. Tutto a posto. Poi ci sono le moto, quelle lì che io odio. Allora, ti spiego. Vai. Io Io ho odio. una forte avversione Iniziamo. per le due ruote. Sì, no, stasera sto rotto di cazzo, Ok, perché ci sono vai. cose che devo dire Vai, e non ho vai. mai avuto l'occasione. Vai. Ok, sulle moto in Odio- particolare. Sì, Sfoga. sulle moto, sui motociclisti, maledetti. Ah, motociclisti. Sì. Vai. Anche sulle moto, Quindi nel su senso. Davide. No, ma Spero di no, spero guarda di no. che- vai, potrei... Allora, fai conto che te potrei adesso stiamo sorprendere. parlando, però a un certo punto tu non riesci, a questa Bravo, distanza, bravo. non riesci a sentire più la mia voce perché passa uno magari a 6 km di distanza, Quello che che però sei- con quella moto fa... Così. Tu fai, che non cazzo sta partiamo più, succedendo? esatto. Che cazzo sta succedendo? Che succede? Sta esplodendo? Sta cadendo Napoli? In realtà no, è solo uno che magari stanno a 50 all'ora, però c'ha una marmitta tanta e quindi... È obbligatorio fare il cafone sulla motocicletta per avere la bella moto. Insopportabile. No, ma è insopportabile. Diciamo che ci sono dei limiti che andrebbero rispettati, però chi ha una moto ed è appassionato di motori difficilmente riesce a tenersi il frullatore che esce dalla casa madre, cioè, quindi ok. sa da fa burdella. Ah, lo devi far sentire. Lo devi far sentire Ok. e ti devi far sentire anche a livello di sicurezza, anche se per legge non è così. In che senso? Però ti assicuro che si evitano molti incidenti quando uno ti sente arrivare da dietro e magari non sta guardando gli specchietti. Ho capito, però tu per Però non fare quello non incidenti è a il me, caso. non puoi rompere il cazzo a tutto il No, circondario. infatti sono d'accordo perché delle volte sento anch'io delle moto insopportabili, cioè Ma la mia domanda in realtà è: tu che sei sulla moto, lo senti tale quale? ci sono moto in cui lo senti anche peggio. Mamma mia, che inferno! Sì. Che non puoi stare coperto dalla Ma macchina. sì, dalla macchina. ma infatti per ci la sono miseria. delle volte mi capita dei miei amici montano delle marmitte aperte, diciamo, chiamiamole così, e praticamente dopo 10 minuti che sei in moto ti Ti devi viene il mal fermare. di No, testa. ti devi fermare. Non, dire, non ce la fai proprio. calma, vicino al rumore del mare, capito? Giardino zen. Esatto. Oh. No, è insopportabile. Sì, sono d'accordo. E sono d'accordo. E parlando di motociclisti, sappi che non stai parlando con un fanatico, Ok. nel senso che magari c'è qualche amico, non so, quelli super fanatici. Il purista. Sì, io sono proprio contro. Ok, ok. Mi sono schierato Ok. proprio. Ok. Quindi quelli si categorizzano proprio. Sì, ci sono. Ok. Però ammetto che se conoscessi un arleista di quelli, capito, rudi, Ok. cioè, capito, da petto nudo e giubbottazzo di pelle sopra, guantino in pelle, caschetto, come si chiama? Quello lì... L'elmetto di cuoio. Bravissimo, sì, capito? l'elmetto. Fai paura, cioè nel senso... L'ho detto proprio tecnico. Sei l'elmetto di bello. cuoio. Sì, Sei ci sta. Tu puoi essere Con il fissato. botto della tua gang dietro con Bravissimo. scritto Sons of Anarchy. Esatto. Sì, sì, Così sì. sì, così sì. Beh, però deve avere anche il ferro presso. Ah, Cioè, è obbligatorio. Siamo No, quella sei. è patente, libretto e ferro. Le Dietro. borchie, Sì, ok, ho sì, capito. sì, Anche sì, i bulloni magari quelli Bellissimo. sulle ruote che- Quello per che- esempio è un rumore della moto che mi fa impazzire. Quello L'Harley. là, sì, l'Harley. E invece io non lo sopporto.
A te per esempio piace più la carenata? Diciamo che l'ultima che hai è una carenata. Sì, è una carenata. Ok. Ma io non ho io ho una moto del cuore e l'ho avuta e l'ho dovuta togliere per il Covid, per una questione economica e lavorativa. Pensavo ok. perché la moto trasmettesse, capito? Che cazzo di moto? No, Particolare. puramente per motivi economici. È quella moto che ho sempre sognato, sono riuscito a comprare e quella mi rimane nel cuore, che è una Ducati, una carenata. Però io non ho Costa mantenerla. costa mantenerla, costa comprarla, costa tutto. Ok. Ma Quindi- tipo il prezzo di una moto, io non ne capisco veramente niente. Una macchina usata in stato medio buono, a seconda poi chiaramente del tipo di macchina che serve, insomma sai che meno di X mila euro comunque non spendi. Per le moto, so che anche a livello poi di assicurazione e quant'altro è un inferno. Cioè mantenere una moto costa. Sì, diciamo si può aprire un super discorso, perché tutti i costi variano in base a 1000 fattori. Come sappiamo già, l'assicurazione penso che per la moto di base costa di più a Napoli, soprattutto ecco, in non sapevo Campania. questo, per esempio. Sì, Certo. perché c'è più rischio Sì, da che- parte delle assicurazioni. Poi sappiamo che a Napoli Lasciamo stare. esatto, Vabbè, Lasciamo stare. che non sono luoghi comuni, attenzione. No, ma che- assolutamente no. Diciamolo. Solitamente però la moto ha un costo infinitamente inferiore rispetto a un'auto. ecco. Ah, ok. Di per sé, quindi proprio. Sì, Cioè, nel senso, se vuoi la bella moto, la bella macchina, chiaramente la bella moto ti costa molto. imparagonabile. Ok. Se vuoi una bella moto e vuoi prendere proprio ad esempio un top di gamma, non andando poi su magari edizioni particolari eccetera, Tipo la Ducati che dicevi tu? tipo magari una Ducati che dicevo io, non la mia preferita ma il modello superiore, diciamo sei circa sotto i 30.000 euro. Ok. Che non sono minimamente pochi, anzi sono tantissimi. certo. Però è Però, in ti effetti- prendi una macchina buona, non ottima. Con 30.000 euro a livello di auto prendi un'utilitaria Sì. da tutti i giorni, però non prendi il top di gamma. No, Certo, c'è il assolutamente top del no. Beh, cioè beh, dovresti vabbè, sì. spendere. Cioè, non è una Aston Martin, non è una. Ho capito, non è una Ferrari. Esatto. Poi ci sono moto che sfondano i 40, 50, 60. Però sono moto che Pezzi pezzi unici. unici. Guarda, Esatto, cazzo, sì. Sei un grande. dobbiamo smetterla, dobbiamo vederci di meno. Sì, basta podcast. La Ma- questione è che a me insomma ha sempre portato questa avversione profonda per le due ruote è, sai che io sono un cuor di leone di natura, io ho tremendamente paura di cadere. Sarà che sono alto 1,95, il baricentro un po' più alto, non so che cazzate sto dicendo, però No, in però- generale io ho paurissima che mi metto su una moto, accelero, la moto va E tu resti e indietro. io resto col culo per terra. O meglio, sto andando, Sì. la moto va e io mi ritrovo col In culo ospedale. per terra. Esatto, Sì. sì. Vabbè, diciamo che il motociclista in sé difficilmente ha questo tipo di paura, anzi cerca proprio È quasi di quell'adrenalina. mettersi in condizione di, almeno all'inizio, durante lo sviluppo della passione. Poi dopo diciamo metti la testa sulle spalle, ti calmi e capisci che si rischia la vita, Faccio il caffè, ti sento Esatto. nel frattempo. oppure ti fai male. Cioè, Io ho visto alcuni Quelle- video tuoi, Davide, ma tu sei un pazzo maledetto che fai certe curve, penso stavi in costiera. si Qualcosa può- del genere. Ma roba c'è che raggiungi 100, 120 in curva, in costiera. Questo non lo so, forse è un video vecchio. Roba folle. Sì, ma magari sì, sarà qualche video vecchio. Sì, sì. Diciamo che fin quando siamo è un discorso un po' particolare. A parte che io sono cambiato nel tempo Ok. e sono maturato molto. Ami di Proprio- più la vita. Amo Mettiamola di, più, così. amo di più la vita. Ok. Non sono mai stato iper spericolato che tu dici pazzo. Magari tu puoi vedere una curva a 120 Come in una maniera- follia. come una follia. Magari io ero in totale sicurezza, anche se è sbagliato, però magari io ero in totale sicurezza con la moto, avevo un feeling tale da poter spingere ancora di più. Perdonatemi ragazzi, zucchero? Io sì, grazie. Ok. E quindi capito, magari tu vedi il contachilometri come il pericolo, in realtà io ti dico magari non me ne sono accorto Mhm. perché stavo tranquillissimo. Molto figo da dire. Però strappiamoci il cerotto. Proprio via. Vai. No, non lo dico. Ho lo paura, dico. vai, lo dico. vai. Dici, a te. Incidenti? Ne ho fatti. Dai, Ok, allora, ragazzi, ok. allora, io vedo la MotoGP. Allora, a me gli sport si chiamano sport di velocità, non lo so, Sì. Formula 1, MotoGP. Motori. I motori mi annoiano terribilmente, nel senso Ci sta.
vedo, allora, Questo che ha a che fare con gli incidenti? se mi fai finire... un preambolo ci arrivo. lunghissimo. No, non lunghissimo, una frase. Vai, fammela sentire. Mi annoiano terribilmente, perché? Perché tendenzialmente il tracciato è sempre lo stesso, lo devi fare 50 volte nell'arco di quelle ore. Io una volta che l'ho visto la prima volta, ho rotto il cazzo, nel senso, basta. Tutto a Ho posto. visto la gara. Ho visto quello che dovevo vedere. L'unica cosa che mi spinge a vedere un No. Gran Premio No. dall'inizio alla fine è la speranza che qualcuno No. si sfracella o con la macchina o con la moto da qualche parte e tu fai mamma mia, questo In è questo morto. episodio mi dissocio io. No. Perché? No, Beo, ma No, tu che stai allora, dicendo? No, ma non è che io Diciamo- voglio la gente Cioè, che lui soffre. vuole l'incidente, vuole il morto, vuole il morto a terra Non durante ti il- piace il culo. Ok. L'incidente nei motori, nei Sì, sport, sì, emozionante. No, è l'unica cosa non divertente. No, basta. Dicevi, dici no, No, basta. quello che tu guardi e Io pensi mi wow, dissocio, che è mi dissocio. successo? Non la scortare. Allora, se tu vedi una partita di calcio, Sì. il Speri giorno, la picchia da fuori. no, il giorno dopo ne parli con un amico e dici ma che gol l'ha fatto Mario. Tu dici Sì. cazzo è vero, Mario aveva fatto un gol in rovesciata bellissimo. Però? E rientra nella normale spettacolarizzazione dello sport. Ok. Nella MotoGP nemmeno, perché già è più acrobatica. Nella Formula 1 per esempio Acrobatica tu dici- perché durante la MotoGP fanno i no, salti. perché la MotoGP è più pericolosa. Ok. Più o meno, ne parliamo. Ok. Però in generale, se tu vai da uno e dici, oh, ieri hai visto il Gran Premio, la macchina dal primo giro fino all'ultimo, che palle pensi? No, ho capito. Immagina invece dire, hai visto ieri che incidente che ha fatto Ok, lui? allora fermi. Riassumo. Parafraso quello che ha detto Giovanni. È sicuramente l'incidente quello che può colpire nel bene e nel male di più lo spettatore. Esattamente. Sì, basta, stop. Ma questo è un po', Vabbè, ma diciamo, non c'è in niente di qualsiasi male. tipo di... Cioè, non ho detto voglio il sangue No, e i no, no, morti. Ho detto No, io voglio sapere però il suo sangue buttato. Cioè voglio sapere che No. se ti è successo qualcosa, Io- perché a me quello spaventa. No, allora, diciamo, torniamo... vai. Sì. Vabbè, io dico anche, spezzo una lancia a favore suo. Io magari questa cosa, se lo guarda un appassionato di motori mi uccide, però anche a me la Formula 1 annoia. Sì. Ok. La MotoGP no, perché è piena di sorpassi ed è proprio un Vero. altro tipo di sport. Però la Formula 1 anche a me un po' annoia. Ok. Lo dico zitto Ok. zitto. E lo dice comunque un amante del motore, uno che ne capisce. Quindi se lo dici tu, io mi Vuol dire fido. che è vero, Vuol dire che è Però, vero. però io sono un po' particolare, cioè, Ok. nel senso non sono, ti ripeto, non sono un, come si dice, fanatico Ok. dei motori in generale. A me piace, Appassiona la moto. mi appassionano i motori, però non sono mai entrato nello specifico del motorsport praticamente. Ok. Sono rimasto molto in quello che è la vita di tutti i giorni, diciamola così, in un certo senso. Invece tornando diciamo al sangue riversato per strada, Che spero ovviamente, chiaramente no. Giovanni spera il contrario, però Non sentiamo è un attimo. vedi, modo Però passare per la sentiamo merda un della pochino ci situazione. vuole, però è vero, diciamo che A sono parte le che è cose che formativo, risaltano. secondo me è Sì. formativo. Sì, Cioè, sì, chi sì, non sì. è come quando cadi da cavallo, devi cadere da cavallo. Che cadi Questo e non lo il so. trucco. Mai fatto Non credo che equitazione. nel manuale ci sia scritto devi cadere da cavallo, perché di solito chi cade si spezza una coscia, un piede, una mano, un braccio, però in generale è una metafora della vita, cioè Ah. tutto sta nel cadere e poi avere le palle sotto, rialzarsi. di rialzarti, rimetterti in sella e andare. Oggi Giovanni Sì. ha una visione della vita tutta sua. Però Oggi, porca fammi troia, sapere sono on fire. Che, sì, No, sì, però condivido nel senso che comunque bisogna cadere in generale, in tutto. perché impari a rialzarti. Cadere in senso metaforico Sì, pure, sì. ovviamente, non per forza Certo, farsi male. certo. poi. Sì. Oh, io nel mio bagaglio di esperienze sono circa 8 anni che vado in moto per strada. Ok. E sono partito dal 125 e entrai proprio in uno sportello di un Nissan Qashqai a Salvador Rosa. Ah, ottimo. Qua vicino. Entrasti nel senso che proprio ti sedessi a fianco a quello che portava Proprio la entrai macchina. proprio dentro. Sportello aperto o chiuso? Chiuso la macchina. Ah, proprio un... Sì, io scendevo. Ti posso No, interrompere? un secondo? aperto che significa... Che cazzo di domanda è? Sportello aperto o Fratello, chiuso? ascoltami, quello parcheggiato apre e lui sta passando, ecco, ok. sei un idiota. Ok. Tu avevi No. capito che intendesse questo? Sì, l'ha capito. No, proprio Sportello aperto. Uno che apre comunque. No, praticamente non so se conoscete via Salvador Rosa, ma non entriamo Sì, nei sì, sì, tecnicismi. Strada a scendere, Sì. doppia corsia a scendere e corsia singola a salire. Colonnuna di traffico. Ovviamente a Napoli noi superiamo Certo. in contromano. Sì. Questi Pezzi di in sé- merda. sì. Te lo devo No, dire, no, te hai lo ragione, devo ero, dire. Ti tocca, ero anche perché ragazzino. io sono uno di quelli sulle 4 ruote che sta là e bestemmia, capito, nel frattempo. Però ovviamente non devi Spera essere- che cada Napoli in quel momento. Non devi essere manco geloso che noi possiamo No, passare. Ecco, vedi, pure questo è Vero, vero. Questo vero. deve essere vero. Comunque, detto ciò, scendevo a 60-70 km/h, che sul 125 erano tanti, perché Ah, ok. Vabbè, certo.
Sì, magari sulle moto Li odierne percepisci sono di un po'. più. Esatto. E niente, questo Nissan, per non stare nel traffico, svoltò a sinistra in un vicolo dove purtroppo poteva svoltare, e per poi salirsene sopra e Quindi non proprio colpa tua fino alla fine. Purtroppo sì, ma sono stato io ingenuo, perché mi assunsi subito la colpa. In realtà ci sarebbe stato un concorso di colpe, magari non sarei sceso di assicurazione. Grado di assicurazione. Vabbè, comunque è lì. Ti facesti male? No, in realtà mi è sempre andata molto bene. Ok. Non mi sono mai rotto nulla. Ok. In quell'occasione mi feci molto male perché avevo una gamba che non potevo camminare. Però non si ruppe niente, solo contusioni e gonfiore ovunque sulla gamba. Il resto del corpo contusioni classiche. Quelle di tutti i giorni. Sì, quelle Però di è sempre. strappato addosso dall'assicurazione, chiaramente. Quelle Ti sei fatto male, spaventasti. ti sei fatto male economicamente. In due modi, diciamo. E il 125 dall'alto era paradossalmente la moto dove ho sempre pagato di più di tutte le altre. Cioè, nel senso, pagavo, se non erro, 1.200 euro all'anno per un 125 che ne valeva 1.500. Complimenti, cioè tu ti compravi ogni anno una moto nuova. Sì, perché Esattamente. l'assicurazione pensa anche, purtroppo l'assicurazione prende dei dati storici alla mano e dice, ecco, praticamente in base a quante, oppure lettere finte che vengono fatte, alzano l'assicurazione. Così dicono, noi assicurazione ci guadagniamo comunque, Sì. per cui perché gli altri fanno le lettere false io devo Sì. pagare 1.500 euro all'anno. Questa situazione Evviva. un po' sta cambiando, ma proprio di un pelo, nel senso che piano piano col tempo stanno cominciando un pochino a scendere, ma mai a prezzi di media italiana. Sì. Però sta migliorando. Viviamo Quindi, nella città più bella del E mondo. invece su pista? su pista sto provando ora ad approcciare in maniera un po' più seria. Ok. Però in pista sono caduto un botto di volte, ma Vabbè. perché lì, diciamo, vai a cercare un po' il limite. Sì. La pista la puoi interpretare in due modi: o vai a livello formativo, come magari sto andando io ora, per capire bene come andare in pista, perché c'è tutta una tecnica. Non è come magari puoi pensare, entri in pista e stai andando in pista. No, cioè andare in giro a fare un giro in pista è un conto, andare invece a capire come girare bene in pista è un altro. Certo. Comunque io ora sto andando a livello formativo e non sono caduto. Ok. Però in passato, quando andavo per divertirmi e cercare magari solo il limite, cioè a cercare di dare sempre Scivolare. gas, si cadeva una Arriva il punto in situazione. cui la moto va, non per citare me stesso, però arriva il no, punto in va. cui la Un moto poeta. va e tu resti a io terra. roto praticamente. Esatto. dietro la E moto. che poi, sempre chi non ci capisce niente, perché si fanno quei movimenti? Allora, si fa per spostare il baricentro, spostare la moto, per acchiappare subito la curva, credo. Sì, diciamo che tu parli del movimento del corpo fuori dalla moto. Fuori dalla moto. Perché Sì. si fanno quelle cose estreme? Il movimento del corpo è così estremo come si fa oggi, è una tecnica che è stata sviluppata nel corso del tempo per cercare di ridurre al minimo la possibilità di far cadere la moto, di farla scivolare, perché tu più esci col corpo, più la moto rimane dritta. Ok, quindi tutta fisica. Esatto, non è sì. questione tu di... esci di corpo per far girare la moto, e più esci col corpo più hai, cioè meno possibilità hai che magari la moto la pieghi troppo Ok. e poi scivoli. E penso che recuperi qualche millisecondo, cose del genere. In gara, credo. Vabbè, non so. diciamo, e qui ci sono tante scuole di pensiero, perché poi c'è chi guida in un certo modo, chi guida in un altro, però fondamentalmente in linea di massima il movimento del corpo fuori serve per andare più forte. Ok, certo. Quindi mo vai più forte per un motivo o per un altro, comunque in generale più o meno tutti oggi adottano questa tecnica. Ok. Prima però magari si restava proprio sulla moto e si piegava molto, Ok. e va da sé che è molto più pericoloso. Certo, perché, Sì, Perché riduci ti cappotti riduci il punto di tocco tra gomma e asfalto, e quindi più riduci la gomma che tocca sull'asfalto, più c'è possibilità che prima o poi la perdi e cadi. Io per esempio, abbiamo riso e scherzato prima, Di che stai parlando? Scherzato Di che- prima. io non mi rimangio no, niente. perché ora io ogni volta che penso alla MotoGP, purtroppo, perché non sono mai stato fan della MotoGP, però era quella cosa, sì, hai già capito. Hai già capito. Allora sì, rimangio. Esatto. Tutti quelli che non masticano motori, però sanno di questo avvenimento, l'incidente di Simoncelli. Sì. Ok? Cioè io mi ricordo che stavo guardando, manco a farlo apposta, la TV quella domenica,
E Anche io. per puro caso, sì, è come, hai presente come il 9/11, come le Torri Gemelle, tutti si ricordano il giorno quello che stavi facendo. Sì. Io veramente mi ricordo il momento in cui vidi la scena live e pensai, porca puttana, quello si è fatto malissimo. Cioè, mi vengono i brividi a parlare in questo momento, veramente. Cioè, se ci penso, è una scena terribile, bruttissima. Sì. Cioè, da motociclista, il motociclista che vede una cosa del genere, cioè, che cazzo devi pensare? Cioè, che pensi? Succede? Ti faccio un esempio, questo è il tuo sport. Il mio sport sono le mazzate, pugilato e MMA, ok? Io quando vedo quello sport so il pericolo in cui uno va incontro, ok? So qual è il massimo, cioè quello che può succedere nel male. Il problema è che non succede mai. Cioè non è mai successo, ragazzi, non è mai successo che durante un incontro di MMA, che è pericolosissimo comunque, ci sia stata una fatalità. Vabbè, però Ti spezzi, ti distruggi, col tempo muori. Puoi morire col tempo. se non muori resti scemo. Certo, quel poveraccio di pugile, piacere Muhammad Ali col Parkinson, dovuto chiaramente a tutti i colpi presi in testa. Ragazzi, succede, però fatalità così istantanea non l'ho mai vista nello sport come nel... Diciamo che è tutto rapportato. Io mi viene da dire alla velocità. certo, è normale, è un rischio altissimo. È un rischio che corre anche il ragazzino che si mette in moto per strada. Però tu hai visto quella cosa. Come sei rimasto tu proprio da motociclista? Diciamo, io ricordo quella domenica perché magari la ricordiamo insieme perché eravamo più piccoli, molto Certo. più piccoli, e magari la domenica si stava a casa, ma Diventa un trauma, capito? Poi? Cazzarola, penso di sì. diventa traumatico, un trauma che io ho rivissuto recentemente perché purtroppo ha perso la vita un mio amico un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, non ricordo precisamente la data, e è brutto, però diciamo che se sei motociclista da anni sai che può succedere. Cioè, quindi quando succede una cosa del genere, addirittura una persona a te stretta non dici forse la parcheggio la moto e cioè, scendo a non piedi. non ti viene. A me no, Ok. ad altri miei amici sì. Poi magari la riprendono, Nel Certo, senso che perché è una passione No, che non ma va in via. effetti ci sta se ci pensi un ragionamento del Passano cazzo, dei perché giorni. tu puoi benissimamente scendere di casa, prendere una Sì, storta, sì, sbattere sì. con la testa a terra Esatto. Sì, certo. Ah, ma che fai? Dici, non cammino più a quello è piedi? il punto. La questione è non mettersi in condizione di... Certo, fare tutto il possibile per stare in sicurezza. Esatto, perciò io ora per esempio su YouTube sensibilizzo molto perché so che YouTube è un grande effetto, anche se non il mio canale, perché fortunatamente ho un pubblico molto adulto, però cerco sempre di sensibilizzare al massimo perché ci sono molte possibilità che questi video li vedono ragazzini e magari provano a emulare quello che fai. Quindi è importantissimo che oggi uno capisca, soprattutto ora che veniamo da un periodo post-Covid, post-pandemia, dove la gente con sto caldo si è esaurita, cioè guidano come i pazzi, anche dei motociclisti guidano come i pazzi. Non è che Magari mi però il motociclista scende per fare il cavallone su una ruota Esatto. e fare il pazzo. Quindi è importante sapere che quando ti stai mettendo alla guida di un qualsiasi mezzo, ma a maggior ragione su 2 ruote dove sei in equilibrio, stai rischiando la vita, anche se Soprattutto hai un'arma, è come se avessi un'arma in mano, Sì, praticamente. sì. Mamma mia. Questo diciamo questo si potrebbe applicare un po' a tutto Certo, ciò che facciamo sì, sì. in realtà, però c'è da dire che la moto è quel mezzo che più facilmente ti porta magari a fare una stronzata, lo possiamo dire perché è adrenalina. Sì, no? questo stavo per arrivare a questo, cioè io diciamo che comparo il motociclista all'amante di adrenalina al 1000x1000 Sì. e tu sei così. No, Tu è solo una passione per la moto a te allora? no, nel senso a me piace l'adrenalina, però oggi con magari un po' di esperienza che ho e fortunatamente ho una testa magari di diversa, diciamo, Sì. rispetto anche a prima, so che l'adrenalina che devo cercare è una. Ok. Non ok. devo andare oltre perché sennò... Che se no la cerchi una volta di base. Sì, Esatto. però ti faccio un esempio. Io ho paura di andare in moto, ma ho fatto bungee jumping. Ok. Ho paura di andare in moto, ma mi sono lanciato appeso a un filo tra 2 montagne. Cioè, capito? Io per esempio Però la moto no. Io sono l'opposto tuo. Sai perché? Perché so che della moto sono io il padrone.
Ok. E quindi io, in cuor mio, anche se non è così, perché sappiamo che per strada può succedere qualsiasi Che io, cosa. ragazzi, alle volte attraverso senza Sì. guardare a destra e a sinistra. Cazzo, vero. No, lo faccio. Tu sei veramente lo uno faccio, tosto. e quando lo faccio senti proprio quel brivido di Sì, mamma mia, sto qua dici, mamma, combinando. mi ha sfiorato. No, tu sei uno di quelli. Tu sei Il signore ha lavato maledetto. la macchina fatta e tu fai no, non mi interessa. Tu sei un maledetto. Tu sei uno di quelli che entra nel palazzo di casa, Ah. va per entrare in ascensore. Tiene quella dietro di sé, magari con le buste della spesa, corre, si chiude subito la porta dietro e preme il suo piano e fa arrivederci, stronza, ciao. no. Quella è anche una Quella bella è botta adrenalina. Dici, è una grande che quella bomba. signora ti sconnette addosso. Sì, anche, sì, non sì, so. sì, sì, Ci sì. sta. Sì, che quando chiudi la porta leggi e fai Una cosa bellissima che ho visto sul tuo YouTube, ti sei comprato una stazione per simulare la gara in pista. Sì, credo si chiami un simulatore. simulatore di guida, sì. Ti sei comprato un simulatore. Forse faccio prima dirlo Sì, così, sì, con meno sì, parole. sì. Ti sei Sì. comprato un simulatore di guida? Sì, l'ho comprato 2 annetti e mezzo fa. Ora in questo momento non ci sto giocando perché ho venduto il computer da gaming. Ok. Quindi piccolo rip. Ok. Però Che è sì. un coso che ti prende tutta la stanza, tra l'altro. È gigantesco. Cioè, ragazzi, Diciamo, come un simulatore è- di guida di una moto? No, non è di una moto, è di un'auto. Ah, ok. È una macchina in casa. Cioè, sta Ok. lui nel video che sta No, su no, ho presente. questo. Come È se un prende sto sedile. tavolo. Sto Sì, tavolo. Sì, sì. È una Sì, figata è quella. più o meno sì, è un sedile con il volante, i pedali. È un qualcosa che può sembrare solo ricreativo. Sì. Mi ho dimenticato di parlare vicino a me. È qualcosa che può sembrare solo ricreativo, però in realtà in alcuni casi è fondamentale. Addirittura ci sono piloti che basano, piloti di auto che basano 3/4 della giornata sul simulatore, perché ovviamente quando vai su simulatori di alto livello, Sì. Quelli che costano proprio quanto la realistici, moto o quanto sì, la sì, macchina, sì. credo. esatto, sì. E quelli là è come Precisi se stessi al millesimo. guidando. Tipo il Come se stessi pilota, guidando il proprio. pilota di aerei che Che sì, inizia esatto, che simula con il un volo. simulatore di volo. Sì. Figo. Io l'ho comprato per giocare, per fare un po' di live su Twitch, perché all'epoca facevo anche live su Twitch. L'ho comprato un po' per giocare. Avevo anche un progettino su YouTube che era quello di fare pochi video, ma tantissimi, in cui magari faccio sentire un po' il sound della macchina. C'è un gioco che si chiama Forza Horizon. Sì, come no, mitico. Esatto, che a me fa impazzire come gioco. E niente, avevo questo progettino in mente. Io l'ho comprato quasi solo per quello, poi non ho fatto più niente. E quindi volevo fare ste mini guide di 2-3 minuti, perché vedevo che c'erano canali che le facevano. Solo con quella macchina, magari. No, con tutte le macchine del gioco. Era per me un bel passatempo, e a livello anche, diciamo, lavorativo, ma non si può dire a livello lavorativo, però magari sarebbe potuto diventare un qualcosa di redditizio anche lavorativamente ok. parlando. Io ho imposto molto YouTube come lavoro, perché Ok. Ci sta. Figo, parliamone di questo allora. io mi sono licenziato da poco, quindi dal mio posto che avevo al ristorante. Io ho lavorato 5 anni in un ristorante, e quindi ora ho una mentalità. Sei concentrato sì, sui sono- social, su YouTube. Sì. Bellissimo, cazzo. fermati. Cioè, fighissimo. Wow, ok, non lo sapevo questo. Cioè, vedi, bellissimo, capita a fagiolo. Ho sempre voluto parlare con una persona che fa questo leap gigantesco. Cioè, mi tolgo il lavoro sicuro, sai, Vabbè, magari il classico, più... Io ho un amico che si è appena licenziato da Trenitalia Per? fare questo. Passione. E Trenitalia è un bel posto. No, guarda. certo, Trenitalia certo. è- Sono 2 al E sto ragazzo che fa? Diciamo che lui vuole fare YouTube, videomaker, in generale vuole stare nel mondo del videomaking e del cinema, ma senza nessuna certezza, solo con attrezzatura, raga. Ha fatto solo un investimento attrezzatura e si è licenziato da Trenitalia. Cosa che Questa forse io gente non- esiste, questi eroi ci Sì, sono. però sei un tossico. Cioè, nel senso, ti ammiro. Questo Io e lui abbiamo Ti una visione ti di vita no, proprio ti completamente ammiro diversa. nel senso hai Vai, le parla, palle, è lì, è lì, è lì. le palle cubiche, ma non sei, come si dice, non fai per me, non siamo andiamo d'accordo. Ah, ok, ma Non anche no, andiamo ma d'accordo. anche no. Ma hai le palle cubiche, hai la merda in testa, ma hai le palle cubiche. Quindi pure Davide. Sì, Vabbè, però- anche Davide. Ok, però a me è una situazione diversa, perché a Tu me già hai una base.
No, ma aspetta, lui ha lasciato una situazione diversa. Sì. Ah, ok, in questo Sì, senso. sì, ok, sì, ok. sì. Io ok, non, ok. tu non, allora, È un po' entrambi. Trenitalia è la famosa offerta che non si può rifiutare, cioè nel senso Trenitalia hai finito, dopo hai finito. Hai vinto il gioco. Sì, hai vinto. Hai vinto. Sì. Per cui, capito, sei così, cioè o sei super ambizioso, o sei pazzo, o ti droghi, secondo me, per fare una scelta del genere. Lui si droga, ragazzo. No. Allora è pazzo, è pazzo, allora è ragazzo. pazzo, allora è Sì, pazzo. anche secondo me è pazzo. Vabbè, no, anzi, vai, io tifo per te, assolutamente. E Noi stiamo molto in squadra, quindi Ok. magari poi se ve lo presento, se volete chiedere fargli una Sì. minima sì, lo invitiamo come il pazzo. Sì, E- sarai il pazzo di No, Espresso. ma è bellissimo e voglio sapere tu come hai vissuto questo step grosso. Sì, allora, diciamo io, prima ho detto un po' perché io comunque parto da una minima base di, Sì. si può dire, di numeri, Certo. di fama, Ok. che è un parolone che non userei mai nella vita, però per dire che Per intenderci. Sì. un po' di territorio me lo sono fatto, una bella basetta me la sono Nella fatta. nicchia te la sei creata. Sì, soprattutto a Napoli. Certo. Molto territoriale io purtroppo. Per ora. Per ora. Poi si vedrà. Diciamo che a me è stata una situazione che è venuta quasi naturale nonostante io la volessi fare da anni, cioè una decisione, perché il Covid ha compromesso molto La ristorazione. la ristorazione e quindi io mi sono ritrovato di punto in bianco a lavorare in un settore che si dava per invincibile, Certo. Sì. perché c'era una certezza nel mondo del lavoro, era la ristorazione, perché la gente deve mangiare. Sempre, certo. E quindi mi sono ritrovato da una situazione in cui stai tranquillo perché lavori, si fatica. Sì. E invece a un certo punto a casa, H24 Addio. a casa, zero soldi, perché chiaramente sappiamo che a Napoli non è semplice trovare situazioni in cui sei sistemato al 100%. Certo. Tristemente. Tristemente. E quindi è stata una decisione, però cioè è stata una situazione in cui mi sono trovato in maniera molto naturale, perché io già volevo farlo da tempo, non avevo i numeri per farlo, non li ho forse nemmeno oggi, però è stato quel pizzico di... cioè è stata Il deterrente che sì, ti serviva. è stata quella spinta, il Covid nella sua, in tutto ciò che ha portato di cattivo. Nel mio piccolino, anche se ha portato cose molto cattive nella mia vita, però in quel minimo di positivo che mi ha lasciato e mi ha dato il là a prendere questa decisione, e quindi ho lasciato il mollo lavoro. tutto. Prendo e vado. Ci provo, Grande. poi vediamo. Bellissimo. Grande. Ok. Magari è stata... Vedremo se è stata la scelta giusta. Però. Ma sicuramente, vabbè, in realtà io prima scherzavo, cioè nel senso comunque le persone ambiziose ben vengano sempre. Non solo, in realtà lui sta lavorando con la sua passione, quindi Chiaro. Sì. Sì. E io penso oggi, che sei contento quando ti svegli e quando vai a dormire. Sì. Oggi io già riesco minimo a campare. Bello. Di questo. Lavoro per aziende, eccetera, nel campo. Quindi, Fighissimo, questo è bello. figo. Sì. Quindi YouTube mi sta dando molto una mano, ma anche l'FMC, il gruppo che creai tanto tempo fa, per cui ci siamo conosciuti. Sì, l'altro. sì. Diciamo, tutti questi miei 8 anni nel mondo del motociclismo mi hanno portato oggi a riuscire ad avere già qualche lavoretto sotto banco, però ritengo sia una piccolissima base rispetto a quel che si può fare. Vabbè, stai seminando, insomma. Che poi ti dico una cosa, sarei stato fighissimo, però non ho avuto le palle di farlo. Io ho quella felpa FMC che tra l'altro è bellissima e metto d'inverno, solo che ragazzi stiamo registrando questo episodio a fine giugno, io stavo pensando io adesso me la metto e vengo con la felpa, però mi sarei squagliato in Sì, corpo, sì, sì. No, ma sarei infatti- morto, però sarebbe stato bello. E io voglio raccontare, io non so se è tua l'iniziativa. Dei babbi. Sì, Nel senso che io ho creato il gruppo insieme a un altro mio amico tanti anni fa. raccontala perché è una Sì. figata assurda come ci siamo conosciuti e te. Sì, perché infatti proprio quello volevo chiedere, era il prossimo argomento Un di po' cui mi io l'ho sarebbe accennato piaciuto a Giovanni, parlare. ma non sa bene cioè di cosa il si fatto tratta. che forse una delle cose che apprezzo, una delle poche cose che apprezzo del mondo delle due ruote sono i raduni. Cioè è bellissimo il fatto Perché è quando una famiglia. Perché sì. Sì. Vabbè, diciamo non solo ai raduni, nel senso noi ci reputiamo fratelli. Noi, ad esempio, io sono stato ora 2 giorni in Abruzzo, sabato e domenica, a girarmi un po' tutte le montagne, diciamo, chiamiamole così. E cioè, ad esempio, il saluto biker, tu con chiunque ti saluti, cioè chiunque incroci sulla strada, saluto, cioè
Come sono firmati? Che cosa? Tu chiunque incontri per strada o fai il lampeggio Ok. oppure diciamo butti la mano fuori dalla moto. moto e gli fai questo simbolo che è il saluto motociclista. Ah, questa è una figata. Il saluto da biker. Ci E sta. questa è una cosa che fanno tutti. Cioè, e questo ti fa capire magari entri in una sorta di Cioè, a me fa famiglia. troppo Sons of Anarchy sta È roba. bello, Cioè, è però, proprio bello. mega Veramente sì, mancano solo i ferri. Ma tu c'hai il giubbottazzo di pelle, il capello lungo No, al vento. io sono La proprio- Glock nella tasca, no? No. Ok. Purtroppo no, però magari un Però domani- vabbè, iniziamo col segno. Sì, però guarda, quello si diventa col tempo, Ah, quindi nulla toglie che fra un po' c'è qualche è da precedente escludere. penale, tatuaggio. Ok, ci sta, ci sta. L'aquila qua. Beh, qua. bello, figo. No, Babbi in moto. Babbi in moto è un'iniziativa, diciamo che nasce in maniera principale oggi per muovere anche un po' di beneficenza. Però c'è da dire che i primi Babbi in moto furono fatti solo ed esclusivamente per divertimento, cioè nel senso che ci piaceva questa idea di girare per Napoli, non lo faceva nessuno, tutti vestiti da Babbo Natale. E poi Quanti piano siete piano- solitamente? Io non mi ricordo quanti eravamo nel All'ultimo- 2017. Io l'ho fatto con 2018. Era uno dei primi. 2018 l'ho fatto con voi. Era tipo, penso, la terza edizione. Noi oggi, cioè del 2021, abbiamo contato 450 moto, non Perché persone. ci sono persone, moto, macchine, tutti vestiti da Babbo Natale, tutti, cioè non chi sì, chi no, tutti. Io andai pure io vestito con la telecamera in mano, mi fecero salire su un'ape car rossa a tema natalizio, che è la capofila, Ok. avanti a tutti, io dietro l'ape car così a Tipo filmare parata con tutti. 300-400 moto, Coi tutti chopper, vestiti. figata. Bellissimo, bellissimo. E poi c'è questo raduno che tu non vedi la moto, cioè tu vedi la Vespa, la moto Tutto. da 110 e poi vedi la Lamborghini, la moto quella strafiga così, Sì. il motone che viene dal Friuli Venezia Giulia. Ma in che cioè- senso beneficenza? E noi diciamo che ogni edizione destiniamo una raccolta fondi Ah, ok. ad associazioni diverse. Ok, Quindi, bello così. Oggi cerchiamo di incentrarlo molto su quello. Purtroppo non riusciamo a canalizzare bene il messaggio perché il partecipante medio lo vede solo come un raduno. Noi martelliamo, tartassiamo. Oggi l'obiettivo principale è quello. Però c'è anche la Bello, figo, però. componente di divertimento che ci sta. Certo, però l'obiettivo poi dell'anno prossimo sarà beneficenza alla Ducati nuova a Davide. Ho capito. Come beneficenza Sì, per... sì. E qual è la moto più figa che hai avuto? La Quella. Ducati, sì, Ok, la ok. Panigale. Quelle Ah, la Panigale, cioè la conosco pure io, la Ducati Sì. Panigale, per nome, come Sì. nome. No, io non ho avuto il È piacere. la classica motocicletta, la rossa, quella col faro avanti. Diciamo che se tu chiedi a un bambino di dirti qual è la moto, Te la e disegna ti così. disegna quella. disegna probabilmente la Panigale. Che figata. Sì, è... Bello, cacchio. che oggi non è più italiana, tra l'altro. Qualche purista può, diciamo... La Ducati non è vabbè, più italiana. No, è tedesca. Gruppo Ok. Audi. Ah, Infatti ok. si sfotte chiamandola Ducaudi. Però... Ah, ecco. ok. La cosa più nerd che mi puoi dire sui motori? Così per sfizio, per vedere che cosa riesco a capire. La cosa più nerd è che oggi, se vai a mettere le mani vicino a una motocicletta top di gamma attuale, hai un computer proprio a bordo. Parlando di nerd a livello videogioco, cioè nel senso che ti imbatti in questi schemi, in queste grafiche che cambiano, girano, la moto che ruota sullo schermetto. Ma che cazzo Di che stai stiamo dicendo? parlando? Sì. Cioè, non ho capito, io posso collegare il computer al No. motore della moto? No, no. Lo sapevo che non capiva un cazzo. Ma niente però. proprio, cioè dalla prima Non parola che hai capiva detto un all'ultima cazzo. lettera non ho capito No, niente. diciamo che io l'ho impostata sul fatto nerd in termini di tecnologia o altro. Ok, fammi capire. No, le moto nuove oggi, le top di gamma però, sono dal punto di vista tecnologico super avanzate. Ok. A parte che le connetti al telefono per le varie, diciamo, cose come... Cambi il colore pure, sì. C'è la moto, la Cambi il connetti- colore la della connetti moto, al al telefono. telefono. Cambi quella la moto, però... Ti immagini? No. Porca puttana, quanto Ma tu costa? ci pensi che figata una cosa del Ma genere? magari- no, in realtà esistono... RGB, ti vengono le crisi epilettiche mentre sei guidando. Esistono dei miliardari che tipo in America, a Dubai fanno queste modifiche che cambi colore alle auto, con non totalmente, però Ma
Ma io l'ho visto qualche video su Facebook. Ma Ragazzi, ma che esistono state quelle dicendo? macchine? Vedo alcuni video su Facebook, ogni tanto mi capitano, non so perché algoritmo strano, dimmi che me frego proprio, però tipo una BMW con le ruote Che sembra bianca- un'auto sem- futuristica. No, sembra una navicella Sì, spaziale, che tu non entri sembra senza un'auto. sterzo, senza niente, la macchina va Esistono da sola. veramente, Sono cioè sono prototipi, sono Solitamente prototipi. sono prodotti, sono dei concept. quindi- Sì, però funzionano, Sono si prototipi muovono, veri, funzionano. reali che puoi toccare, cioè che la casa produttrice ha concepito. E che c'ha quel modello. Sì, ha detto quel noi non lo faremo concept. mai, però è figa, lo potevamo fare, Sì, l'abbiamo fatto. è- Guardatevi com'è bella. È per dare uno sguardo a quello che sarà il futuro. Ok, c'è tipo una moto alla Tron Legacy. E le hanno, se non erro, le hanno fatte le moto come quelle. Ah, proprio Tron, quelle classiche col neon Ci- giallo. dovresti trovarle anche abbastanza facilmente sul web. Uh-huh. Ovviamente non è Sono una sempre moto che- concept. Sì, sono moto customizzate al 100%, quindi magari... Tra l'altro, parlando di tecnologia, io ho visto un video. Adesso vi prego, ditemi che non è falso, cioè ditemi che non ho visto Che hai una visto? cagata. Fammi vedere che hai perché sembrava fatto così bene. Ora, Dimmi. oppure può essere che invece una cosa che già esiste io. Sta qua. La Google Car. La Google Esiste. Car. Mamma mia, ma che figata! Beh, occhio a me. È letteralmente una macchina che si guida da sola. Non mi fare il video. È una macchina che si guida da sola, ma non da sola nel visto senso. Yagidale? Porca miseria! Cioè, nel senso, tu Ah, questa! È una smart... No, nemmeno, bellissima. È un taxi. Sì, è un taxi che tu chiami, arriva, tu entri dentro, solo che poi impazzisce perché dici, è quello qui da dove cazzo sta? Sembra un omino. Cioè, c'ha tipo il nasino così. Ma Carino. cosa? E la Google Car, sembra un omino. Tu non stai bene col Tipo, cervello. quelli Tu non sono stai bene col cervello. Questi sono gli Non occhi. stai bene col cervello. Questo è il Sembra un naso. po' Bender di Futurama. Ah, siete in due che non state bene col Capito? cervello. Capito? È lui. Per me sembra una macchina, Oh, però ok, vabbè. ok. No, bella, cioè che... Si guida da sola, cioè nel senso tu su Google Maps dici io devo andare qui. Si chiama Tesla. Basta, mi hai fatto la strada. Fatto incazzare. Sì. Ok. No, però è una figata perché vedi proprio lo sterzo che c'è, capito? Sì, Non sì. è come ti posso spiegare? Letteralmente manca solo l'autista. Questo è bellissimo, ma anche molto triste perché stiamo per dire addio a un mestiere. No, ma in realtà io secolare, so che tipo praticamente. il purista, l'amante del motore, odia tutto ciò che è automatico elettronico. Tipo la Tesla non è una buona macchina dal punto di vista, ripeto, da Emozionale. purista, è emozionale. Perché al Sì. purista piace sentire il gear, il motore, Sì, il Ma meccanico. le moto le fanno col Come- cambio automatico? Sì, beh, oddio. Questa è una domanda proprio da ignorante. Da se non lo stupido, sapevi. non Sì. da ignorante. Perché tu sai la risposta? Sì, beh, Cioè? certo che le fanno col cambio automatico. Le fanno, sono poche, però le fanno. Quindi... Tu sei un figlio di puttana. cioè, T'avevo detto che le facevano. No, però non è vero, perché io so che c'è una 125 della Yamaha che volevo comprare. Tra l'altro avrei voluto prendere, che poi follia, cioè volevo prendere questa moto senza mai aver portato la moto, lasciamo vabbè, stare. no, ci sta in realtà perché si comincia. È una carenata. L'R125. Bravo, Sì. bravo, quella. Cioè la classica moto da stupido che non ne Non è capisce vero, non niente. è vero. Non è vero. È un giocattolino, è un giocattolo. Sì. Quella è automatica, per esempio. No. No. Ecco. Cioè, me la vendevano per automatica, no? Ti volevano vendere la moto. Tutto a posto. Andavi sempre in Quella prima. non è Andavi sempre in prima. Ok. Andavi sempre in prima. Andavi Questo è sempre il in rumore prima. del motore. Sì. Però automatiche No, le il motore fanno. tu- il rumore tuo. La squagliavi dopo chilometri, però. Sì, Motore che arrivavi in piange. tangenziale, ma poi... Ok. No, assolutamente non è automatica. Ok, però le fanno automatiche. Sono pochissime, veramente me ne Però vengono in mente poche. converrai con me che non ha alcun senso, cioè nel senso, non per essere puristi, cioè, però il bello è proprio quello, cioè il sentire il motore, capire quando è che Allora, devi cambiare, cioè io- l'esperienza di guida è quella. Sì, Se mi levi quello, sto semplicemente l'emozio- girando, capito? L'emozione che dà il motore endotermico è quello, Il motore? endotermico. Cioè, lui, che tra l'altro hai appena detto esperienza di guida. Cioè, tu l'esperienza, tu c'hai un brutto rapporto con l'esperienza, mi dici l'esperienza di guida. No, Quella ti piace, però. No, allora è vero, io odio l'experience. Ecco, io non odio l'esperienza, No, io no, odio in inglese, l'experience. odi l'esperienza in inglese. Ma no, merda, perché io odio il fatto che adesso è tutto esperienza. Ok, però ok, in ok, effetti ok. il bello del guidare, Sì. cioè se hai la macchina col cambio automatico, Vuoi stai sentirlo. semplicemente andando dal punto A al punto Beh, B. però ti Se posso- hai la Mustang con il cambio manuale, sei boom, e cambi. Ok, e però- lì è un'altra E cosa. quello piace. Però io recentemente ho guidato una moto elettrica che è un monomarcia e non fa rumore. Cioè, non fa... No, non lo dico, non lo Ok. faccio. Non lo... È una marcia in cui tu senti solo le ruote che girano e il vento.
Quindi è una sensazione stranissima, però Silenziosa? sì, Mm-mm. è proprio, senti... Tipo la Tesla a questo punto, ma Sì, ci vuole. sì, Silenziosa. diciamo, l'elettrico ti fa ascoltare solo... Il mondo sì, circostante. esatto. Non è stato male. Cioè, non è stato è una cosa, è un'esperienza da fare. Non la comprerei mai perché Perché non è una moto, è una cosa. allora, diciamo, io non sono come ho detto prima, non sono un fanatico, cioè, però almeno questo lo riconosco, Certo. il fatto che la moto ti trasmette quell'emozione per le marce e per il suono. Chiaro. Anche per quello cambiamo Come le il magneti, diamo famoso fastidio. rumbo della Ferrari, capito? Cioè, un ferrarista vuole sentire quel rumore là. Sì. Per quanto io li odi, questi rumori Ma qua. una domanda molto da paraculo per pararmi fondamentalmente. La tua è una nicchia, il mondo dei motori, molto accanito. Cioè avremo tanto odio, nel senso, visto che non stiamo dicendo niente proprio, cioè stiamo dicendo tante stronzate. Ci sarà proprio odio pesante, vero? Allora, siamo rimasti molto in superficie, fortunatamente. Grazie a Dio, non Quindi- scendiamo nel profondo. Infatti, Ok. però ti dico che è un mondo pieno di competizione. Mm. Ma odio non troppo, però... È la classica gara a chi ce l'ha più grosso, Esatto, praticamente. sì. Veramente? La Sì. moto è così? Sì, Ok. proprio così al 100%. Ok. Eh, Non è magari la cosa a prestazione. Sono andato Però- fortissimo, io faccio Ah. questo tempo. Anche. È competitivo su vari fronti, diciamo. Tendenzialmente penso che se fai quel tempo e ti vanti di aver fatto quel tempo Stai facendo sì, anche- cioè, è per la prestazione, ma soprattutto perché c'è la moto più figa di quella dell'altro. Non è Non detto, per credo. forza, non per forza. Mm. Poi anche a parità di moto Ma puoi andare in più Italia? veloce. Sì. Siccome io te l'ho detto, la mia esperienza con le moto si ferma alla serie TV di quelli che sparano, fanno a fare rapine, sono la gang, cioè. In Italia, sto per dire una stronzata. Che cazzo di serie hai visto? Alla fine, ma Sto per dire una stronzata, Ok. esatto, sto per dire una stronzata, quindi prendi quello che sto dicendo veramente Come come una se... stronzata. Esatto. In Italia non esiste qualche club di affezione tipo arleisti, capito? Sulla scia di queste cose americane, praticamente. Sì. Ti stai chiedendo se esiste il Sanso Monarchy italiano? Sì, Italiano. esiste tipo... Allora, a parte che magari ti illumino ora, esistono dei gruppi che mi pare si chiamano... Un gruppo si chiama Angels, pericoloso dirlo. Niente di meno. Addirittura. Sì, sono tipo... Fermi. Racconta. Queste Che sono le significa cose è pericoloso interessanti. dirlo? Perché magari a lui può interessare sta cosa. No, non so se Non mi unirò a nessuna Allora, cricca particolare. allora, Spero solo... diciamo disclaimer, Eh. non so se sto dicendo una cosa al 100% vera, Ok. però so che ci stanno questi angel. E non fact checkeremo, quindi... No. Prego. Ci sono questi angel che sono tipo una fazione di motociclisti pericolosi. Cazzo. Nel I senso Sons of che- Anarchy d'Italia. Esatto. Però diciamo, tralasciando questi, Sì. che sono diciamo... Altrimenti ci vengono a cercare. Esatto. Sì, Perché? sì, Invece lo trovo... No, Se però escludi il a fatto- lui piacciono, quindi No, magari... allora, Io vorrei un Angel angel seduto qui che viene a parlare di quello che... non voglio di stronzate, spero di non aver detto il nome sbagliato, perché non ci penso da una vita, Ok. però dovrebbero essere gli Angels. Ok. Sono diciamo... Vabbè, se qualcuno di queste persone ci stesse sentendo, abbiamo fatto il nostro meglio. Ci spiace, ci Esatto. Esatto. Poi magari vediamo un attimo. Sì. Però sì, esistono 1000 affiliazioni mondiali per stato, cioè nel senso che esiste sia magari Harley Italia che organizza delle cose, esiste poi magari c'è l'Harley Napoli, del gruppo, cioè proprio del mondo Harley non sono... No, ma hai già esperto. risposto, perché quando io ho detto di... Come ti posso dire? Giovanni vuole il pericolo, vedi? Questo è il suo... No, Sì. voglio cioè, capito, io mi aspetto Sì, veramente sì. quello. Sì, che figata. Cioè, esistono, ma non so se si chiamano in quel modo, però... Cioè, perché è esistono. bello Giovanni vuole che sentire il pericolo in questo modo, con la storia. Ma sai perché? Perché se ci pensi è una delle poche cose belle della globalizzazione. So Cioè che- la cattiveria e la No, criminalità. l'ho detta peggio di come l'avevo pensata. Ok. Intendevo dire che è caratteristica, nemmeno, è particolare il fatto che in un paese dove esiste mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra con una ci sia unità, un Sì. gruppo... c'è un gruppo di motociclisti, Sì. capito? Mentre Che tu... se li fa tutti qua. No, che mentre tu, capito, c'hai, che ne so, il Totò Riina della situazione, invece poi c'hai pure, capito, quello che viene con la moto, capito, col Sì. casco, gli occhiali, Sì, sì, l'occhiavazzo, il barbone, il capello lungo, Sì. e pensi, cazzo, dove sono capitato? Bello, il mondo Bello. è bello perché è vario. Sì. Ho concluso qui la mia io mi ringa, divido- vostro onore. Ok. Ci asteniamo e tu... Sì, ok, sì, va sì. benissimo. E per concludere... Ok, visto che ci hai illuminato oggi sul mondo delle moto, ecco, io non volevo che la chiacchiera con te fosse una cosa tecnica. No, ma non te l'avrei proprio fatta fare. Ok, Cioè, a posto. no, anche perché mi scoccio Cioè, è il benissimo. tuo pane quotidiano, voglio Sì, dire. Benissimo, Esatto. no, allora sicuramente ci hai raccontato un sacco di cose divertenti che non sapevamo, simpatiche e anche al di fuori del mondo dei motori, ma
chi si volesse approcciare a questo mondo, un consiglio. Andate piano. Il mio unico consiglio è di... No, può sembrare banale, però quando ti metti il casco in testa e giri la chiave della moto, devi accendere il cervello. Puoi avere esperienza, puoi non avere esperienza, stai cominciando da poco, devi sapere che ti stai andando a mettere in una giungla. Mo' che tu sia di Napoli, di qualsiasi altra città, stai rischiando la vita, quindi cervello acceso. Questo è l'unico consiglio che posso dare io. Poi, oltre questo, magari fare le cose per gradi, non cercare subito la motona. Vai sulla 700 così. Esatto, per gradi, anche perché oggi le moto sono piene di controlli, sì, ma sono più potenti di prima, sono molto più potenti di prima oggi. Cioè i 1000 di prima magari raggiungevano potenze di 150 cavalli per 200 kg. Oggi una moto arriva a fare 210 cavalli per 180-190 kg. Che significa che decolla praticamente? Significa che se la metti su una pista d'aereo e ci costruisci un'ala, la moto Vola letteralmente. Che figata. Puoi fare però. un piccolo flex. Il massimo a cui sei andato? è il contagiri, diciamo, segnava 2,99, però non è andato. Vabbè, questo Che già... vedi? Perché io sono abituato tipo Che vedi a 300 km? Vedi a 300 km perché orari? in Fast and Furious tu premi il bottone del NOS e tutto il mondo attorno a te sai, si allunga, si deforma. sfoga. A 300 è simile. Ma dipende dove li percorri. Se li percorri in autostrada, anche se non si potrebbe. Infatti lui non l'ha fatto, No, l'autostrada l'hai facciamo. fatto in pista. L'hai fatto in pista. fatto Sì, L'hai fatto in quella pista. pista però con le macchine, il casello, Sì, quella sì, pista là. vabbè, quella è la pista della scuola Ho guida, capito, ho perché capito. cerca di Ho farti capito, superare sì. il limite, però facendoti sempre avere Esatto. Giusto, gli giusto. occhi aperti. No, in realtà Cioè, te ne sei- accorgi che stai a 300 all'ora sì, su una moto? te ne accorgi perché Perché iniziano a volare i capelli, gli occhiali, vai, gli orecchini. la moto. diciamo dovresti avere un minimo di attrezzatura, cioè di abbigliamento tecnico Certo. adeguato per Certo. andare a 300 km. Anche perché se ti prende una mosca sì, diventa è un proiettile. un proiettile, sì. Sì, Tu ci ma pensi? non solo a 300 all'ora, No, anche certo. a meno, vi posso assicurare. Porca Fa male. miseria. Comunque, ti devo dire, l'ho presi su una moto sportiva, quindi ero inglobato nella carena, quindi la percezione è diversa magari rispetto a altre moto. Quindi sì, Per una figata. vedi tutto così, poi non avevo un casco buono all'epoca, però... È figo. Quindi è vero, vedi tutto. Comunque, sì. Che figata, ragazzi. Cioè, lo percepisci che stai facendo una cosa che Che non non devi va a fare. fare, che la natura non vuole che tu faccia, capito? Sì. E basta, ce l'hai. Vai, grazie Davide. Grazie. Ovviamente seguite Davide su tutti i social, mettiamo tutto in descrizione. Io mi sono brandizzato. Hai fatto super benissimo. bene, non bene, super Hai fatto bene. benissimo e ti ringrazio per averci raccontato la tua Grazie a voi esperienza. ragazzi, è stato un piacere per me. Grazie. Veramente Grande. fortissimi, Grazie. Wow, che